pace sia con tutti voi. La pace sia con tutti voi, fratelli, sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del Cristo risorto. Fratelli, sorelle carissimi, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio del Cristo risorto. Anch'io vorrei che questo saluto che ha dato la vita per il entrasse nel vostro cuore, per raggiungesse le vostre famiglie, saluto a tutte le persone, entrasse ovunque siano, a tutti i popoli, le vostre famiglie, a tutta la terra, a tutta la pace sia con voi, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra, la pace sia con voi. So guys, papa mpya anaitwa Leo 14 na huyu alizaliwa Septemba mwezi wa 4 mwaka wa 1969. Papa huyu anaitwa Leo 14 ama Leo the 14. Na Kardinali Robert Francis Prevost ndiye papa. Yes, so guys, right now people are celebrating the new Pope for Catholics. Na ana uraia wa Peru na Marekani. Yeah, so he's a resident of Peru and the USA. And he was born in September 14, 1955. So guys, this is the new Pope for Catholics ambaye anaitwa Leo the 14. Alizaliwa Septemba mwaka wa 1969 mwezi wa 14. Papa huyu mpya, mtazamaji, ni raia wa Peru na upande wa Marekani. Alikuwa mmojawapo ya wakardinali ambao walichaguliwa na Pope aliyefariki, Pope Francis. Sasa wakazi na waumini wa Katoliki wanaonekana kufurahia na kuweza kumpokea Papa Leo kwa shangwe na nderemo.